Da ieri operativa la nuova azienda per il servizio idrico in provincia di Agrigento. Come un bollettino di guerra e a Catania vertice con Musumeci. È morto a Palermo, era stato sindaco di Cammarata. A Porto Empedocle un'altra vittima, anche in questo caso si tratta di persona non vaccinata. Prende corpo la nuova Acragas. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, l'AICA da ieri è operativa. La nuova gestione al lavoro per migliorare il servizio idrico. Intanto la somma anticipata dalla Regione potrebbe essere a fondo perduto. Arturo Cantella ne ha parlato con l'onorevole Giusy Savarino. Al via la nuova società AICA che gestirà il servizio dell'acqua nella nostra provincia, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, da ieri finalmente operativa. Il neopresidente del CDA dei comuni agrigentini, Geraldo Castaldi, insieme al presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Alfonso Provvidenza di Grotte, e al vice, onorevole Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, hanno dato il via al nuovo corso amministrativamente più trasparente. Quindi avviate le trattative con il personale di AICA al fine di migliorare gli standard qualitativi del servizio e che ambisce a diventare un esempio virtuoso sia nell'ambito del territorio non solo siciliano, ma anche di quello italiano. Intanto il merito al finanziamento di 10 milioni di euro fatto dall'ARS in favore alla neo società AICA al fine di farla partire con le dovute forze economiche necessarie a tamponare l'emergenza. Abbiamo sentito il presidente della Commissione Ambiente, onorevole Giusy Savarino. Il finanziamento potrebbe essere anche a fondo perduto per ristorare i cittadini agrigentini delle sofferenze che hanno avuto per le vicende passate proprio in merito alla mancata distribuzione idrica e alla penuria che gli abitanti hanno dovuto subire negli anni. Il presidente Musumeci ha individuato subito una risposta immediata all'aiuto che era stato chiesto dal prefetto e dai comuni. Un'anticipazione di credito di 10 milioni di euro era l'unica risposta che in questo momento, siamo praticamente ad agosto, il governo e l'assemblea che noi l'abbiamo già votata potevano trovare, ma il mio impegno come presidente della Commissione Territorio e Ambiente, che ha sempre seguito con grande attenzione il tema del problema idrico ad Agrigento, voglio ricordare che noi come Commissione abbiamo preso posizione attraverso una risoluzione votata all'unanimità contro le inadempienze e le tante irregolarità di Girgenti Acque molto tempo prima che arrivasse la magistratura. La politica ogni tanto arriva anche prima, con coraggio. Ecco, io continuo a seguire con grande attenzione in Commissione e insieme ai colleghi vogliamo che questa anticipazione di credito diventi un contributo straordinario proprio per ripagare i cittadini agrigentini di tanti anni di mala gestione, di tanti anni di bollette tra le più care che poi però non equivalevano a un servizio sano, un servizio adeguato, un servizio giusto. Ecco, questo è il nostro impegno, per cui nel primo esercizio finanziario che arriverà in ARS troveremo di cambiare questa anticipazione in contributo straordinario. Strade chiuse per incendio. I comunicati dell'ANAS giunti nelle redazioni sono dei veri bollettini di guerra. Da Catania a Palermo e Trapani, autostrade e statali sono state chiuse anche ieri a causa di incendi. È stata ancora la provincia di Enna ad essere interessata dalle fiamme dopo i roghi che hanno lampito 2 facoltà dell'Università Core. Rimane dura la lotta contro i piromani, i quali, ha detto il presidente della regione, meritano il carcere a vita. Sicuramente sono individui spregevoli che vanno fermati. E a proposito di incendi, c'è stato un incontro a Catania presieduto dal presidente Musumeci. Vediamo. Voi conosco certamente il mio sindaco, il sindaco della mia città, onorevole Pogliese, al quale di giorno sopralluogo alla Playa, il Cocina, il capo del Pinato, il direttore del Dipartimento del Corpo Forestale Salerno, ingegnere di Trapani. Non vi riconosco con la mascherina, ma forse neanche senza. Ah, ecco.
Benissimo, il demanio marittimo è il segretario del sindacato degli stabilimenti balneari, Ignazio Ragusa. Questo nostro incontro si articola in due parti. La prima parte serve ad affrontare il tema legato alla sicurezza negli stabilimenti balneari dell'isola ed è il tema che affronteremo per primo. Il secondo tema riguarda la emergenza incendi, anche in relazione alla organizzazione da predisporre con l'arrivo delle squadre appartenenti al sistema di mobilitazione della Protezione Civile Nazionale che abbiamo richiesto sabato e prontamente accolta. Se i colleghi della stampa sono d'accordo, noi fra un'oretta saremo in condizione già di poter situazione. È morto a Palermo l'onorevole Lello Rubino, che fu anche sindaco di Cammarata. Era un punto di riferimento e mi mancherà. Queste le parole del nipote, il noto avvocato Girolamo Rubino. Il ricordo di Enzo Di Natali ai microfoni di Arturo Cantella. Si è spento a Palermo l'onorevole Raffaele Rubino, noto come Lello, all'età di 93 anni, nato in provincia di Bolzano, medico chirurgo e notissimo esponente della Democrazia Cristiana, deputato regionale all'Assemblea regionale siciliana per 2 legislature, parlamentare alla Camera dei Deputati nell'8ª e 9ª legislatura. Nell'ultima è subentrato al posto dell'onorevole Luigi Giglia, morto nel 1983. Ufficiale medico di complemento, delegato provinciale, consigliere regionale e nazionale del Movimento Giovanile DC, già presidente del Consiglio d'Ateneo del FUCI di Palermo, consigliere nazionale e componente della Direzione Italiana della Gioventù Europea, segretario provinciale della DC di Agrigento dal 1956 al 1960, vice segretario regionale della DC e fu anche sindaco di Cammarata. Sentiamo in merito una riflessione dello storico Enzo Di Natali. Lello Rubino è stato un politico democristiano a livello regionale e certamente ha avuto un suo peso nella nostra provincia di Agrigento. Lui apparteneva alla seconda generazione dei democristiani perché ebbe un ruolo decisivo, importante, soprattutto negli anni 60. Lello Rubino fu un politico cattolico ubbidiente stando all'impiedi. Perché stando all'impiedi? Perché con lui, insieme a Gaetano Trincanato e altri politici della seconda generazione, qui ad Agrigento si diede vita al primo centro-sinistra che ebbe evidentemente una risonanza poi a livello nazionale. Perché Agrigento fu scelta appunto come sede di un esperimento che riuscì per la formazione di questo primo centro-sinistra che poi, piano piano, noi lo vedremo allargarsi su tutto il territorio nazionale. Ricordare Lello Rubino significa ricordare un uomo di fede, un uomo che ha coniugato fede e politica, un uomo che ha saputo essere sempre integerrimo nei suoi valori, non scendere a alcuna forma di compromesso, a guardare sempre lontano e a costruire per il bene comune di cui oggi noi abbiamo tanto bisogno. Scompare Lello Rubino significa che è finita anche una parte di quella gloriosa democrazia cristiana, ma certamente i suoi valori, i suoi insegnamenti sono oggi più che attuali in un contesto sociale e politico oggi molto frastagliato e bisognoso di figure così eloquenti come fu appunto Lello Rubino. Un blackout durato diverse ore ha creato pesanti disagi a 450 utenze di San Leone, disagi dovuti anche all'impossibilità di utilizzare i condizionatori. L'Enel non ha saputo fornire delle spiegazioni, limitandosi a parlare di guasto sulla linea. La corrente è tornata dopo 6 ore, è stata nuovamente interrotta nella stessa zona. Un'attenta manutenzione forse potrebbe evitare questi gravi disservizi.
A causa dei lavori l'Enel ha chiuso una traversa bloccando la circolazione anche dei residenti. Insomma, una giornata che ci si augura non si ripeta dalle parti di San Leone. Un altro morto a Porto Empedocle a causa del Covid. È il secondo caso di cittadino non vaccinato. Il messaggio del sindaco Ida Carmina, che intanto invita a vaccinarsi. Sono qui per darvi un aggiornamento innanzitutto in merito alla situazione Covid e soprattutto parto da una notizia che non avrei sicuramente voluto darvi, una notizia molto triste anche perché giunge a pochi giorni data dalla scomparsa della nostra concittadina malata di Covid presso l'ospedale di Ribera. Purtroppo questa mattina ho appreso e ho ricevuto anche la comunicazione ufficiale da parte dell'ASP di Agrigento del decesso dell'altro nostro concittadino ricoverato al reparto Covid di Ribera, che purtroppo non ce l'ha fatta. Noi speravamo che potesse la situazione migliorare. A me per la verità era stato detto che era grave, inizialmente stazionaria, poi via via c'è stato un peggioramento, un infarto che però era stato superato per certi versi. Purtroppo questa notte invece non è riuscito a superare la nottata e quindi si è avuta questa bruttissima notizia, anche perché coinvolge un dipendente del nostro comune. Una tende anche a enfatizzare e a chiedere con maggiore forza e vigore una presa di consapevolezza e di responsabilità da parte di tutti noi cittadini. 2 persone scomparse in 4 giorni sono tante, davvero tante, forse sono troppe. Per quel che riguarda nelle linee generali, la situazione da noi va migliorando, fra virgolette, a questo punto, perché siamo circa 80 contagi, quindi continuano a diminuire. Sappiamo che alcuni guariti non hanno ancora ricevuto la comunicazione ufficiale, ma si attende da ora in ora, però il mio appello va a tutti che vi vacciniate, perché io ho visto anche stamattina che ieri c'erano 5.000, poco più di 5.000 contagi e solo 5 morti. Fra me ho pensato, e fra questi c'era un nostro concittadino, quindi dobbiamo fare di tutto che queste cose non succedano. C'è chi dice che i vaccini fanno bene, fanno male, non si sa, però la realtà oggettiva che si riscontra da un dato empirico, cioè è quella che il numero di decessi per Covid è diminuito e che coloro che scompaiono o coloro che hanno le conseguenze più gravi sono circa nel 90% dei casi soggetti non vaccinati. Questo significa che comunque la vaccinazione costituisce un baluardo a che le persone, quando anche contraggano il virus, lo contraggano in forma meno grave che non se non fossero vaccinati. Entrambi i nostri 2 concittadini che purtroppo sono scomparsi, entrambi non erano vaccinati. Chissà, rimane il dubbio. In ogni caso ciascuno di voi si faccia parte diligente per se stesso e per i soggetti fragili che ha intorno di vaccinarsi, ed anche sia consapevole che comunque la vaccinazione non esclude il contagio. Io sono vaccinata, da giugno, ma quando vado o avvicino persone, mi attengo alle regole, o anche quando vado a trovare per esempio mia madre che non è vaccinata, io indosso la mascherina, perché pur essendo io vaccinata e magari un domani se contraessi il virus lo contrarrei in forma lieve, ci può essere
qualcuno attorno a noi che non è vaccinato, e non è detto che appunto potrebbe anche non sopravvivere. Questa responsabilità penso che non la voglia nessuno di noi, questo senso eventualmente di colpa, quindi facciamo tutto ciò che possiamo per evitare che queste cose accadano. Vacciniamoci e indossiamo le mascherine soprattutto quando siamo in presenza di più persone, quando ci siano assembramenti. Scade oggi l'Open Day della Regione nei centri vaccinali della provincia di Agrigento, che ha riguardato la vaccinazione degli over 12 con i vaccini Pfizer e Moderna. Vaccinandosi si ottiene il Green Pass, che consente di andare incontro ad una vita normale. E adesso parliamo ancora di Covid, con gli aggiornamenti che riguardano i dati della provincia di Agrigento. E poi ascoltiamo un'intervista di Arturo Cantella ad uno specialista. Sono 262 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 7.718 tamponi processati nell'isola. L'incidenza risale fino quasi al 3,4 per effetto del basso numero dei tamponi fatti. L'isola torna così a scendere al 6° posto per nuovo contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 11.349 con aumento di altri 130 casi, i guariti sono 129, nelle ultime 24 ore si registrano 3 vittime e il totale dei decessi resta nell'isola 6.050. Sul fronte ospedaliero sono adesso 354 i ricoverati, 26 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 34 ricoverati, 1 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province, la nostra provincia risulta su 540 tamponi effettuati, numero di casi positivi 33, i soggetti ospitalizzati 7, i soggetti assistiti a domicilio 33, i soggetti guariti 66, quelli deceduti 2. Si tratta di cittadini residenti a Canicattì e Porto Empedocle, il secondo non era ancora vaccinato. Intanto sulla variante Delta del Covid-19 abbiamo sentito il parere di un esperto in materia, il pneumologo dottor Nenè Mangiacavallo. Ho ricevuto dal Ministero della Salute, in quanto medico, una circolare di allerta. Questo è già un segnale particolarmente significativo sul fronte ufficiale. Per quanto riguarda la mia esperienza e se vuole la mia competenza di medico nel territorio, devo dire che il problema non è soltanto la variante Delta, il problema è quello della risalita dei contagi che obbligatoriamente sono da mettere in relazione con la vita che noi conduciamo, con gli eventi che si moltiplicano a volte a dismisura. Attenzione. Non è mia intenzione dire che bisogna sospendere le attività, tutt'altro. È giusto che l'economia continui a camminare, sia pure lentamente, speriamo che possa andare più speditamente, ma ciò non toglie che le misure fondamentali di prevenzione debbano essere applicate. Io non vedo per quale motivo non si debba indossare, se così si può dire, la mascherina o non si debba rispettare il distanziamento fisico. Potremmo andare al ristorante, anche se ora c'è il Green Pass obbligatorio, potremmo vederci con gli amici, potremmo festeggiare i compleanni, gli onomastici, i matrimoni, ma nel rispetto più assoluto di queste due componenti, che oltre ad avere un supporto scientifico hanno anche una base razionale indiscutibile. Quindi mascherina e distanziamento fisico in maniera da cercare di contenere quanto più è possibile la diffusione dei contagi, altrimenti, io non voglio essere allarmista, potremmo riscontrare una situazione che, se non sovrapponibile a quella precedente, sicuramente potrebbe destare preoccupazione. E per finire rivolgo l'ennesimo pesante e convinto appello a coloro i quali ancora non si sono vaccinati. Diceva il Presidente Draghi che l'appello dei Novax a non vaccinarsi è un appello a morire o a fare morire. Io penso che non poteva significare il problema in maniera più semplice e comprensibile. Quindi se ci sono residui di perplessità, preoccupazione, diffidenza relativamente ai contagi, basta vedere quello che è successo e succede ai soggetti vaccinati,
rispetto a quello che non sono vaccinati. Il 96% della variante Delta a cui lei faceva riferimento colpisce i soggetti che ancora non sono vaccinati, il che significa che 2 più 2 fa 4. E cambiamo argomento. Gianmarco Tamperi, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, sul suo profilo di Facebook pubblica una foto che lo ritrae nella Valle dei Templi di Agrigento. Il neocampione olimpico nel post scrive di essere sospeso tra cielo e terra nella Valle dei Templi, perennemente alla ricerca di un modo per sconfiggere la forza di gravità. Idee di impresa, un concorso della regione siciliana, 40 i progetti presentati. Ascoltiamo il presidente Nello Musumeci. Con questo concorso di idee che abbiamo voluto lanciare come governo regionale in collaborazione con l'IRFES, che è la nostra banca, la nostra finanziaria, abbiamo avuto 40 risposte, 40 progetti, tutti di profonda creatività, progetti in grado di poter essere seguiti, sostenuti, finanziati con mutui a tasso agevolato, molto agevolato, proprio perché l'idea diventata progetto possa poi da progetto diventare realtà. E sono veramente contento della risposta dei giovani, perché i progetti riguardano diversi campi dello scibile umano, sono assai innovativi, sono al passo con i tempi, è veramente un buon segnale. Speriamo che di queste iniziative si possa avere il tempo di crearne altre, proprio perché l'autoimprenditorialità, l'autostima, la capacità di doversi mettere a confronto con altre realtà italiane e internazionali consente ai giovani di esprimere il meglio della loro preparazione. Giornata dedicata al lago Maulazzo nel Messinese. Vediamo. Alcara, il nostro centro abitato, è bellissimo, riserva tante peculiarità da poter vedere, ma ritengo che la ricchezza principale della nostra piccola comunità sia data dal meraviglioso territorio che la circonda. Questo è uno scrigno di biodiversità, siamo immersi nella natura, siamo nel cuore dell'ente Parco dei Nebrodi. Il lago Maulazzo per Alcara rappresenta uno delle mete naturalistiche più ambite, diciamo così, in ambito nostro regionale, e candidiamo il lago Maulazzo a rappresentare un volano, un attrattore turistico che possa consentire a tutti coloro i quali sono interessati a visitare queste bellissime ricchezze che offre la natura a venire ad Alcara Lifusi per pernottare e per visionare tutti quelli che sono tutti gli altri attrattori turistici che Alcara offre. Alcara Lifusi è una meta di tanti amanti della natura, amanti del trekking, perché ci sono tantissimi itinerari, ricordiamo c'è anche il percorso di San Nicola, poi ci sono le grotte del Lauro. Per chi ama la natura possiamo dire è un vero e proprio paradiso. Diciamo di sì, noi abbiamo anche una fortuna ad Alcara che abbiamo molte associazioni che orbitano nell'ambito turistico e ricettivo, e queste associazioni hanno, diciamo così, realizzato 21 percorsi di trekking che vanno dal Costone Roccioso, dalle Rocche del Crasto, dalla Grotta del Lauro. C'è la possibilità di andare a vedere l'Aquila Reale, di andare a vedere i Grifoni, ci sono diversi percorsi anche all'interno della Faggeta, quindi che vanno anche dal Maulazzo fino al Lago Biviere. Diciamo così, ci stiamo organizzando perché candidiamo Alcara a rappresentare un luogo in cui tutti coloro i quali amano fare trekking, amano immergersi nella natura, possono venire tranquillamente, perché rimarranno sicuramente estasiati da ciò che il nostro territorio offre.
Anche nel periodo estivo ad Alcara dei Fusi c'è acqua fresca, nel centro storico ci sono delle fontane uniche. Assolutamente sì, ad Alcara abbiamo le fontane monumentali di Piazza Abate e il lavatoio adiacente alle fontane che rappresentano sicuramente per noi un vanto. Il lavatoio l'abbiamo riqualificato da poco, le fontane le riqualificheremo da qui a breve perché per noi sono un punto fondamentale della nostra storia, della nostra tradizione e delle nostre radici. Settimana cruciale per il governo. Alla vigilia dell'entrata in vigore del Green Pass vi è un provvedimento che riguarda il costo dei tamponi che dovrebbe aggirarsi sul 7 euro. Domani dovrebbe esserci un Consiglio dei Ministri per stabilire l'obbligo del pass per i trasporti a lunga percorrenza, oltre a provvedimenti che riguardano la scuola. E adesso un servizio che arriva da Messina, possiamo dire un servizio curioso, lite tra il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale che finisce in prefettura. Il Consiglio Comunale si è già espresso nei termini di legge, cioè entro la scadenza di legge, ed è stato chiaro. La valenza, ve lo dico subito, questa proposta di delibera, che è stata proposta in realtà dal consigliere Pergolizzi, non dal sindaco, non ha un'utilità o significato giuridico dal punto di vista amministrativo. Questo lo dice il segretario generale in un parere ufficiale richiesto da me alla stessa. Quindi sostanzialmente noi faremmo un consiglio comunale in cui si perde tempo, nel senso l'eventuale voto favorevole o contrario non avrebbe nessun tipo di valenza giuridico e amministrativo. Insomma, anche per far capire ai cittadini che stanno seguendo questa vicenda, il sindaco non può adottare il nuovo piano Tari, deve comunque attenersi a quello precedente. Questo lo chiederò adesso al segretario generale, perché in realtà il segretario generale mi risponde sulla possibilità di poter discutere in aula questa proposta. Si può discutere ma non ha nessuna valenza giuridico-amministrativa, quindi non produrrà nessun tipo di effetto, dice il segretario generale. Sul fatto che il sindaco possa o meno adottare, diciamo con un suo atto, in questo caso determina sindacale, neppure delibera di giunta, che magari la delibera di giunta avrebbe avuto una valenza più importante, che quindi con determina sindacale possa adottare una cosa che è di competenza del Consiglio, io non glielo so dire. A lume di naso, per quella che è la mia conoscenza, secondo me non lo può fare, però chiederò al segretario generale di chiarirmi anche questo aspetto. Ma io ho fatto una denuncia chiara elencando tutto quello che è successo, in particolare l'atto minatorio che ha subito un collega che mi ha fatto riflettere su quello che si sta facendo qui a Palazzo Zanca, sui modi che si stanno utilizzando. Ho chiesto al prefetto, quale responsabile anche dell'ordine pubblico in città, di un suo autorevole intervento, perché chiaramente dover essere oggetto di minacce fa paura, soprattutto per chi ha famiglia. Diciamo, questo clima evidentemente ha già portato ad un atto vile come quello che ha subito il collega, che si è ritrovato un sacchetto di spazzatura sulla macchina. Ritengo che non si possa arrivare a questo, non si debba arrivare a questo, si è oltrepassato il limite, la misura è colma e quindi bisogna reagire interessando i palazzi giusti. Il sindaco torna a chiedere il vostro intervento, l'intervento dell'Aula, dopo mesi di assenza, siete stati etichettati come asini volanti, ma adesso chiede l'aiuto del Consiglio Comunale.
aiuto che abbiamo detto non ha nessun valore, chiaramente, non lo dico io che non sono nessuno, lo dice uno che è un tecnico, una persona che è un tecnico e che è garante della legittimità degli atti. Si chiede il nostro aiuto senza, ripeto, averne un senso. Tornerà in Consiglio Comunale? Sì, lo aspettiamo in Consiglio Comunale, sperando di avere un confronto pacifico. Comunque chiarisco alla cittadinanza che ci ascolta che ad oggi, in questo momento sono le ore 10:30 del giorno 2 di agosto, io la delibera non ce l'ho completa dei pareri, quindi dico io non sono nelle condizioni di poter convocare alcunché. E adesso pausa per la pubblicità, a tra poco. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inizia oggi il cosiddetto semestre bianco. La Costituzione prevede che il Capo dello Stato negli ultimi 6 mesi del suo mandato non può sciogliere le Camere. A Mattarella comunque in questi mesi restano i poteri di nomina, di firma, di rinvio delle leggi e di inviare messaggi al Paese. Le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica si terranno a febbraio del prossimo anno. A Realmonte donata una sedia a job per disabili. Buongiorno, siamo sulla spiaggia di Giallonaldo. Grazie alla gentile concessione del dottore Romano di una sedia per disabilità abbiamo dato la possibilità a tanti ragazzi di accedere alla spiaggia. Questo per noi, per l'amministrazione, è un dovere. Con questa concessione abbiamo fornito tutte le spiagge del comune di Realmonte di una sedia per disabili e quindi abbiamo abbattuto le barriere architettoniche. Grazie ancora, dottore Romano. Sono felicissimo e ringrazio affettuosamente il comune di Realmonte perché hanno sposato questo progetto che da tempo che insomma ci lavoriamo, da loro proposta, e sono felicissimo perché abbiamo dato la possibilità a tanti ragazzi come il nostro qui presente Gerlando di potersi fare il bagno abbattendo tutte le barriere architettoniche. Spero che come lui altri ragazzi possano venire qui al comune di Realmonte in questo lido e spero prossimamente in altri lidi per godersi il mare come tutti noi. Grazie Sindaco. Ciao Pesa. E siamo giunti allo sport. Assegnati i nuovi incarichi, si lavora per la nuova Akragas con la speranza di tornare ad essere competitivi. Carmelo Lentini. A piccoli passi, la presidente Sonia Giordano, dopo l'azzeramento dello staff tecnico e dirigenziale e dopo una serie di incontri con alcuni imprenditori, ha iniziato a buttare le basi per la nuova Akragas. Lunedì in tarda serata ha infatti comunicato di avere assegnato i nuovi ruoli. Si tratta quello di direttore sportivo e di responsabile tecnico, che avranno il compito di modellare la nuova rosa di calciatore e anche a scegliere il prossimo tecnico biancazzurro. Si tratta di 2 figure da sempre nel mondo del calcio, che hanno sulle spalle esperienze di rilievo. Il primo è Peppe Cammarata, considerato uno dei migliori direttori sportivi della Sicilia, e che ha lavorato con il Gela, Licata, Nisse e Aciriale. Responsabile dell'area tecnica invece è Lello Patek, ex calciatore di Agrigento e Akragas. Tutte azzerate dunque le scelte fatte in precedenza, come quella riguardante il tecnico Pippo Romano, ufficializzato insieme ad alcuni calciatori. Nelle prossime ore, recita il comunicato stampa, sarà ufficializzato il nome del nuovo tecnico. Sin qui le uniche novità in casa Akragas, che quanto prima diramerà altre novità di rilievo. E adesso ascoltiamo il saluto agli sportivi del nuovo acquisto della Fortitudo, Nicolas Morici. Ciao a tutti, sono Nico Morici, sono qui per fare un saluto ai tifosi. Ho parlato un po' col vostro capitano e mi ha trasmesso davvero buone vibrazioni riguardo ad Agrigento e il calore che dà la sua gente. E niente, dirvi che non vedo l'ora di essere lì, di iniziare, conoscere i nuovi compagni e lasciare tutto quest'anno, così raggiungiamo gli obiettivi che tutti vogliamo e sappiamo. È tutto, grazie della vostra attenzione e arrivederci.